Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Oggi commentiamo subito una partita molto affascinante giocata pochi giorni fa in Slovenia. Stiamo parlando del campionato europeo assoluto individuale, quindi in questi giorni, in questa settimana in Slovenia ci sono circa 300 giocatori un po' da tutta Europa e abbiamo la presenza di una forte squadra italiana, tra cui anche il nostro sempre fortissimo commentatore Andrea Stella. La partita che vi commento oggi è la partita dell'attuale numero 1 italiano Daniele Vocaturo. Qualcuno di voi forse ricorderà che già la prima settimana di gennaio ho commentato una sua partita molto splendida, molto lineare, e anche quella che vi propongo proprio adesso segue un po' il tipico stile di Daniele, un giocatore molto tattico che non deluderà le aspettative. Daniele con il bianco, il suo avversario, un grande maestro dalla Serbia con 2520 punti, esattamente 2519, Luka Budisavljević. E qualcuno potrebbe anche ricordare che di questo giocatore con il nero ho già pubblicato due sue partite. E 4C5, cavallo F3 e 6, e dunque siamo nel pieno dell'apertura siciliana. Ci sono tanti modi per continuare questa apertura. Chiaramente l'idea del nero nel momento in cui ha giocato E6 è certamente quella di spingere rapidamente in D5. Il bianco gioca D4 e dopo la cattura avviene un cambio, e quindi qua siamo nel pieno della variante Polsen. Ancora diciamo c'è sempre questo equilibrio che non siamo ancora in grado di dare un nome a questa apertura, perché ci sono ancora tanti possibili rientri. Solitamente a grandi linee nella siciliana, a eccezione per l'Alapin, quindi quando il bianco muove il suo pedone in C3, oppure dell'attacco Grand Prix, quindi una configurazione con E4, F4 nella siciliana chiusa, eccetera. In queste linee principali, quindi in queste linee aperte dove il bianco gioca rapidamente D4, saremo in grado di dare il nome all'apertura e un po' più avanti dipenderà come si continuerà. Cavallo C6, cavallo C3 e donna C7. Adesso il nome che possiamo dare all'apertura è variante Can. Si potrebbe chiaramente giocare in tanti modi. Qualcuno si chiederà: ma cosa serve donna C7? Perché sappiamo che muovere la donna troppo presto in apertura è quasi sempre un errore, e la donna in C7 tra l'altro è anche soggetta a possibili attacchi futuri. Potrebbe essere che posizionare la donna in C7 possa creare una sorta di provocazione, sfida al bianco, cercando di fargli portare un cavallo in B5, e il ruolo di questa donna è semplicemente quello che in caso di cattura in C6 io riprendo tra le tante possibilità con la donna per fare pressione al centro, oppure potrei prendere con il pedone D senza permettere al bianco il cambio delle donne. Quindi ogni mossa ha il suo significato. Alfiere 2 per il bianco, cavallo F6 e a questo punto cavallo B5. Vi dicevo prima, Daniele Vocaturo è un giocatore molto tattico, molto creativo, e chiaramente la possibilità di saltare in B5 salta all'occhio, e quindi il cavallo lì in B5 guadagna il tempo contro la donna. Dove posizionare la donna? Adesso non è così chiaro. Sicuramente si può anche provare a posizionarla qui in B6, ma la donna tra i tanti suoi ruoli aveva anche quello di controllare la casa D6, quindi qui è scelta del bianco se saltare in D6 dando scacco, quindi obbligandolo a dare il proprio alfiere e dopo il cambio giocare a questa posizione, che di per sé è sempre un po' più facile per il bianco. Qual è il motivo? Il nero ha difficoltà ad arroccare corto, e soprattutto il nero è in grande difficoltà sulle case nere, perché non c'è più nessuno che controlla le case nere, mentre il bianco ha questa donna in D6 fortissima, e questa donna potrebbe anche essere sostenuta un po' più avanti dall'altro alfiere che salta in F4 per rafforzare il controllo sulle case nere, oppure un cavallo in B5 che ovviamente crea spiacevoli minacce, tra cui cavallo C7 che vincerebbe all'istante. Tornando dunque la mossa indietro, dopo cavallo B5, donna B8 la scelta del nero, e qui F4 da parte del bianco. L'idea: giocare F4 per neutralizzare un possibile tentativo nero di conquista di spazio al centro con E5, e chiaramente cercare noi stessi da bianco di spingere in E5. Se il bianco riuscisse a spingere in E5, ovviamente l'idea di creare un salto in D6 ritorna come mossa da considerare. A6 per il nero,
e il bianco Daniele qui risponde con E5. E5 è una mossa molto affascinante, è un'intermedia molto interessante, perché qual è il problema? Se il cavallo nero adesso sotto attacco si dovrà spostare, e tra l'altro non ha tante case dove andare, perché queste che sto colorando sono case sotto controllo del bianco, comunque sia, anche sul cavallo D5 semplicemente senza pensare troppo da bianco si cattura e si va avanti. E allora se il cavallo andrà in G8, il bianco, così come annunciavo prima, avrà sempre la possibilità di saltare in D6, e chiaramente il salto in D6 è una mossa che dà scacco, e ovviamente è una mossa che porta che crea immediatamente delle difficoltà al nero. Dopo E5 il nero ha deciso di catturare il cavallo bianco, il bianco cattura il cavallo nero, e quindi si va verso queste semplificazioni. Ma attenzione, perché adesso momento importante per il nero, momento di scelta, perché in caso di pedone per F6 si permette la cattura in B5, e qui dico il bianco sta meglio sia dal punto di vista dinamico, perché il cavallo in B5, così come tante mosse fa, ha sempre idee di ingresso in D6, forse in C7, comunque questa leggera pressione sulle case nere che crea tanti problemi, e anche dal punto di vista strategico, perché se ci soffermassimo sulla struttura pedonale ci accorgiamo che la struttura pedonale del bianco è molto più solida rispetto a quella del nero. Come possiamo essere certi che la mia struttura pedonale sia migliore rispetto a quella del mio avversario? Semplicemente per vedere i gruppi di pedoni che sono presenti all'interno della scacchiera. Quindi questo è un gruppo di pedoni, ok, magari non è un gruppo, è soltanto un pedone, però viene definito e inquadrato come isola pedonale. Il pedone H7 è un possibile futuro obiettivo della strategia bianca. Il pedone B7 è lo stesso, e il fatto che il pedone B5 sia un pedone doppiato, chiaramente questo è sinonimo di debolezza. E allora, dopo pedone per F6, B4 intermedia attaccando il cavallo, pedone per G7 altra intermedia. Forchetta chiaramente non è una mossa vincente, perché alfiere per G7 neutralizza questa minaccia, però ricordate l'idea iniziale, il cavallo salta in B5 perché vuole saltare in D6, bene, e effettivamente si ripropone questo tema. F5 per il nero, qualcuno potrebbe chiedersi perché F5 se qui il problema è cavallo D6, perché gioca F5. In caso di arrocco che possa sembrare una mossa naturale, il bianco è in grado di bloccare tutto. In che modo? F5 per il bianco è già di per sé una mossa interessante. Qual è l'idea? In caso di cattura, questo cavallo potrebbe fissarsi qui in D6, idea cavallo per F5, e chiaramente ci sono temi spiacevoli di matto, tra cui la famosissima mossa dell'ascensore, che ancora in questo video non ho nominato, però sì, la torre si sposta sulla terza, da lì di fronte all'avversario, e chiaramente è sempre il tema di attacco contro un arrocco avversario. Oppure lo stesso percorso con la donna. Quindi questa F5 del bianco potrebbe essere l'idea appunto del giocatore italiano. Il nero decide di giocare F5 controllando questa casa, bloccando il pedone F, o meglio, togliendo anche la casa F4 al proprio alfiere. Arrocco corto, mossa naturale, e a questo punto B6. E anche qui la domanda potrebbe essere perché il nero non arrocca, ma il nero non può arroccare perché ha degli svantaggi dettati dalla posizione e dallo sviluppo dei suoi pezzi, tante case deboli, e quindi deve cercare di accelerare il gioco o comunque migliorare la posizione dei suoi pezzi. Alfiera 6 effettivamente cerca delle semplificazioni. Il giocatore che sta peggio dal punto di vista strategico cerca sempre di alleggerire il gioco. A4 per il bianco, mossa molto molto bella. In caso di cattura al passo, il cavallo potrebbe tornare indietro per poi ripiegare contro la debolezza, oppure potremmo anche prendere di torre, e una nuova semplificazione poi permetterà al bianco di saltare in D6 o comunque di controllare questa notevole debolezza e facile debolezza in B6. Quindi A4, alfiera 6, C3 per Daniele. C3, mossa che cerca di sicuramente chiudere l'alfiere nero, quindi vogliamo chiudere l'alfiere nero,
ma in realtà vogliamo anche apportare una pressione a B4. Quindi alfiere per B5, alfiere per B5, ovviamente il pedone A è inchiodato dalla torre, e donna B7 per il nero. A questo punto, visto che il re del nero è rimasto ancora lì al centro della scacchiera, donna H5, scacco a re molto forte, il re si sposta e adesso inizia la caccia. Inizia la caccia a questo re del nero che purtroppo per lui è rimasto lì al centro della scacchiera, e quindi alfiere 3 cerca immediatamente di puntare al controllo delle case nere. Pedone per C3, pedone per C3 e alfiere per C3. Sappiamo, o meglio, dovremmo sapere che quando abbiamo il re al centro, aprire troppi spazi, troppe linee, ovviamente è quasi sempre controproducente, perché poi il mio avversario migliora i suoi pezzi e mi crea minacce. Ad esempio una mossa come torre D1 si potrebbe collegare in futuro a una pressione su D7. Abbiamo quest'alfiere che indirettamente già controlla quella casa, e vi dico anche che anche la donna potrebbe collegarsi a quel tema tattico di catturare in D7 e intervenendo e saltando qui in F7. La scelta del nero, giocatore professionista, è una scelta pratica. Le alternative quali sono? Difendersi in modo passivo sperando che l'avversario non riesca ad attaccare, oppure giocando in modo attivo sperando di catturare qualche pedone per poi semplificare. Quindi alfiere per C3, il nero è consapevole che sta peggio, ma è una mossa che deve assolutamente giocare. Torre G8, furba, qui ci sono delle minacce indirette di matto su G2. Torre F2 difende, e oltre che difendere si prepara a dei possibili raddoppi. Magari voglio raddoppiare sulla colonna D, o forse voglio raddoppiare sulla colonna C. Alfiere F6 e adesso mossa fantastica A5. Questa è la tipica posizione che magari si può trovare in una rivista scacchistica con scritto: ok, come può il bianco prendere iniziativa, come può il bianco vincere, e A5 effettivamente è la risposta. A5 è molto bella. Qual è l'idea? In caso di cavallo per, effettivamente la coordinazione alfiere torre su D7 è la coordinazione vincente. Torre per D7 cattura la donna con spiacevoli motivi, perché dopo la cattura di re interviene anche la donna bianca, scacco, attacco il pezzo non difeso, l'alfiere difende, ma poi dopo torre D2 si perderà il contatto con l'alfiere, quindi anche con la difesa. E allora, tornando indietro, dopo A5 questo pedone deve essere catturato, altrimenti è il bianco stesso che catturerà B6. Pedone per A5, alfiere scacco, e adesso, come annunciavo prima, inizia la caccia al re. Minaccia pratica per il nero, la cattura in B5, ma il bianco la neutralizza in questo modo. La donna nera in sovraccarico difende D7, attacca B5, non può mantenere entrambe le minacce, quindi donna F7 neutralizza effettivamente quell'idea. Re C8, si fugge. L'alfiere in F6 non è difeso e quindi si potrebbe catturare, ma alfiere per C6 è la mossa giocata in partita. Alfiere per C6 intermedia, se pedone per C6 semplicemente catturo l'alfiere in F6, vantaggio materiale, il bianco vincerà dopo poche mosse. Donna per C6, l'unico modo che ha il nero per cercare di creare anche lui stesso una minaccia, però dopo donna per C5, donna per F6, quindi il nero pareggia il materiale con donna per C5, arriva donna B2. Mossa forte, qual è l'idea? Torre C1, inchiodatura alla donna nera, e a quel punto il bianco vince. Re D8, torre C1 comunque, e non è chiaro dove spostare la donna, perché se la donna andasse in E7 seguirà donna B8 scacco matto, e allora la donna si sposta in F8. Torre D2, e qual è la minaccia? Donna B8 seguita da donna D6 e quindi cattura in D7. Donna G7 evita questa minaccia, ma arriva adesso una sequenza di mosse molto bella. Scacco, re si sposta, scacco sacrificando la torre, quindi si va nel pieno delle mosse forzate. Ricordate che quando avete la sensazione di attaccare dovete analizzare sempre le mosse forzate. Torre scacco, il re si sposta, scacco, e quindi questo è il tipico matto della scaletta, e a questo punto bisogna concretizzare. Posizione comunque sia vinta anche dopo torre per donna, perché il bianco riuscirà tramite degli scacchi, questo re abbastanza scoperto, senz'altro a catturare sia 5 che 6, e con molte probabilità, se cade 6 cade F5,
e anche lì il bianco otterrebbe una posizione vinta, ma c'è matto, donna c3 scacco, il re si sposta, torre scacco nuovamente, e dopo re d5 questa passeggiata del re nero si conclude perché arriva lo scacco in d3 che obbliga donna d4. A questo punto donna per d4, il nero sportivamente riconosce la super partita che ha fatto il bianco e quindi permette a lui di dargli scacco matto. Bellissima partita da parte di Daniele Boccaturo e chiaramente atteggiamento molto sportivo da parte del suo avversario. Rivediamo la partita, quindi una siciliana, 4c5, cavallo f3 e 6, e dopo poche mosse si rientra nella variante can. Alfiere 2 per il bianco, cavallo f6 e a questo punto cavallo b5, cercando di mettere pressione su quella donna nera che chiaramente soffre un po'. Donna b8, f4 e a questo punto e5 porta nel pieno di una linea forzata. Alfiere per g7 e dunque cavallo b5. Direi che tutta l'apertura si è giocata per il controllo delle case nere. Questo salto in d6 è così pericoloso e così forte che effettivamente poi il nero non è riuscito a controllare, a tenere sotto controllo. F5 in questo momento, arrocco corto, mossa naturale, B6, se vi ricordate vi dicevo, per cercare delle semplificazioni. Il nero qui sa che sta peggio, però il materiale è ancora pari, quindi cercare delle semplificazioni aiuta senz'altro. A4 per il bianco, alfiere a 6. A questo punto C3, è il momento di aprire la posizione, cercare di prendere spazio, cavallo D6 è un'idea del bianco che si mantiene, la mossa C3 chiude la diagonale ma apre anche un altro percorso per la donna si sposta e tematicamente potrebbe lasciare la casa, la propria casa D1 a una torre. Alfiere per B5, alfiere per B5 e a questo punto donna B7 per il nero. L'idea chiaramente è evitare pressione dopo la cattura alfiere per C6. Scacco in H5, re si sposta, la caccia al re, come vi dicevo, continua, o meglio, inizia, perché dopo il cambio in C3 tutti i pezzi del bianco stanno svolgendo un ruolo. Torre G8, minaccia di matto, neutralizzata con torre F2 e dopo alfiere F6 arriva A5. A5 mossa fantastica, liberatrice, apre delle diagonali che permettono al bianco di prendere iniziativa con donna F7. La partita dunque continua e dopo questo cambio in C5 donna B2, altra mossa risolutiva. La minaccia esiste, è importante e veloce e torre C1 vincerà all'istante. Dunque il nero prova a difendersi in questo modo, dopodiché, come abbiamo visto, la sequenza di scacchi a re, quindi torre C7 scacco, donna B6 scacco, torre C5, era un'idea, in realtà in partita è stata giocata donna C6, la sequenza di mosse che danno scacco ha portato alla posizione finale di scacco matto. Questa è una partita notevole dal mio punto di vista, ci sono tanti spunti per il bianco, per chi vuole affrontare la siciliana, ci sono tante idee molto interessanti. Il mio consiglio è quello di il mio intento è sempre quello di trasmettere qualche nozione didattica e il mio consiglio è di rivedere queste partite di giocatori molto forti, perché tramite le visioni di partite di giocatori professionisti abbiamo certezza che le sequenze di mosse che giochiamo siano mosse corrette. L'invito è sempre quello di seguire i social di Matto Scacco e appuntamento alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!